Ci saranno le targhe alterne anche in Veneto, è previsto? Ma guardi, io spero proprio di no, di alternato bisogna fare qualcos'altro. Il governo penso che ne dia una pessima dimostrazione e qui non si possono affrontare i problemi nel momento in cui ci sono le polveri sottili, PM10 e non piove. Io non sono convinto che il problema sia quello di bloccare le auto un giorno sì un giorno no, perché l'abbiamo già visto, dimostrato scientificamente che non è quello. Quello è il palliativo, quello è la volontà di dimostrare che si fa qualcosa. L'indicazione della Regione per affrontare il problema smog in vista del vertice convocato dal governo per mercoledì sulle misure anti-inquinamento. Non è che possiamo fare la danza della pioggia, bisognerebbe preoccuparsi dell'inquinamento utilizzando altri strumenti che sono quelli della programmazione. La Germania ha fissato per il 2020 fonti rinnovabili di energia al 60%. Noi cosa abbiamo fatto? Sono i comuni che hanno ovviamente il ruolo di fare le ordinanze, noi abbiamo un ruolo di coordinamento che vogliamo esercitare fino in fondo. Siamo ovviamente al fianco dei cittadini, pensiamo che però ci voglia una scelta strategica nazionale importante, una scelta che non ci faccia guardare le previsioni del tempo per capire se piove oppure no, ma che ci faccia anche programmare in maniera tale che si inquini di meno. Oltre al no al blocco del traffico e inutili per il governatore Zaia, anche le ordinanze di stop ai tradizionali pane e vin. È dimostrato tecnicamente e scientificamente che il potere inquinante di un falò di legna è di gran lunga inferiore a quello che si inquinano con altri sistemi, pensi a tutto il tema dei riscaldamenti o altre forme di inquinamento.